Il sito radiolibertà.net. E la linea torna subito a Giulio Cainarca. Allora, abbiamo il tempo questa mattina, grazie a Federico intanto in regia come sempre, che abbiamo il tempo di soffermarci su qualche articolo in più. Per esempio, la vicenda Minenna Pini è raccontata in grande evidenza non solo dal giornale ma anche da Repubblica, pagina 2 e 3, per tutti e due i quotidiani. Da una parte l'ex parlamentare della Lega, bisogna soggiungere la vecchia Lega, Gianluca Pini, che si improvvisa esperto di import di dispositivi medici, mascherine, dall'altra Marcello Minenna, all'epoca direttore Agenzia delle Dogane, che spera di far carriera tramite Pini accreditandosi nei ranghi più alti del partito di Matteo Salvini. Ora sembra un po' un azzardo pensare che uno che criticava Salvini ti possa accreditare presso Salvini, però in ogni caso in cambio alza il telefono per fare, più che altro Pini era vicino a Giorgetti. In ogni caso non a caso citato poi nella vicenda. In ogni caso, appunto, dicevamo, il do ut des, secondo i magistrati, sarebbe questo qui. In cambio, alza il telefono il buon Marcello Minenna per far entrare in Italia mascherine di dubbia efficacia. In mezzo ci sono poliziotti che scambiano l'assunzione della figlia con un porto d'armi, agenti della scientifica che accedono abusivamente agli archivi per ottenere un trasferimento alla Digos, carabinieri che aiutano il Pini e riescono ad approdare negli uffici della procura di Ravenna e poi macchine di lusso, Porsche, Lexus, sequestrate alle dogane che finiscono nelle mani di politici e ministri. È l'ennesima triste, sarebbe, scrive Repubblica, l'ennesima triste fotografia di un'Italia corrotta se non fosse per la posta in gioco la salute pubblica, della quale naturalmente bisogna dire che è un valore importante, ma non gliene frega niente a nessuno. In ogni caso, gli affari che ieri hanno portato agli arresti di 7 persone sono stati fatti proprio nei giorni in cui i camion dell'esercito trasportavano da Bergamo le bare dei morti Covid. Quell'immagine rimarrà nella storia italiana, risale al 18 marzo 2020. Il 16, 2 giorni prima, Pini aveva ricevuto l'ok per consegnare mascherine alla sanità romagnola in cambio di un importo minimo garantito pari a 3.168.000, che sono niente rispetto agli 800 e passa milioni, miliardo e qualcosa in tutto della vicenda Arcuri e quell'altro personaggio e gli altri personaggi. Però insomma 3.168.000. Adesso 34 persone sono indagate. La procura di Forlì arriva a Pini intercettando, come abbiamo già letto, un'inchiesta, un uomo, anzi in un'inchiesta per droga. Dopo il 18 il politico si era riciclato nel mondo della ristorazione. Nel 20, con lo spettro del fallimento da lockdown Covid, arriva il vero affare, le mascherine. Pini si propone alla USL Romagna e dice di avere il know-how e le cognizioni per reperire e vendere mascherine. Così fa un maxi contratto di fornitura e altri accordi con aziende private. Gli acquirenti non sapevano che i certificati che accompagnavano le mascherine erano falsi e dicono adesso di lui era una persona molto seria. Devo fare una ruba da circo Barnum per sistemare sta roba, diceva invece lui al telefono. Da solo Pini non sarebbe andato lontano. Al suo fianco aveva il responsabile magazzino della USL per l'ok alla qualità del materiale, ma soprattutto l'ex direttore dogane che garantiva l'ingresso in Italia di forniture in arrivo dalla Cina. Prometteva di accreditarlo all'interno della Lega Salvini per la riconferma a seguito del cambio di governo, che effettivamente otteneva, scrivono gli inquirenti. Un cambio il Minenna asserviva la sua funzione e interveniva con uffici territoriali per risolvere le problematiche del Pini negli uffici doganali. Pini chiama Minenna e i suoi uomini per tutto, rimborsi, ritardi, certificazioni non riconosciute e tutti scattano. Ho ricevuto un grido d'aiuto per quel materiale. Chiamo subito, chiedo, mi informo. È il tenore delle telefonate. Minenna, l'uomo giusto al posto giusto. Gliel'abbiamo messo lì io e Giancarlo Giorgetti, dice Pini in un'intercettazione. E come tale si muoveva. Interveniva in prima persona con gli uffici territoriali per risolvere i problemi di Pini, il Minenna. Chiedeva ai suoi collaboratori di mettersi a disposizione. È un uomo del ministro Giorgetti, diceva Minenna ai suoi parlando di Pini. Risultati ottimi. Ciao Marcello, scusa il disturbo, stanno arrivando le mascherine per gli ospedali, grazie mille. Il GIP parla di personalità criminale, parlando della fornitura ai politici di auto sequestrate dall'Agenzia delle Dogane.
Agli atti il caso dell'allora ministro del turismo Massimo Garavaglia. Gli ho dato anche una macchina sequestrata, dice Minenna a Pini. Circostanza confermata da un suo collaboratore che ricorda che si trattasse di una Lexus per Garavaglia e aggiunge ne diede una anche a Brunetta e a diversi altri ministri in carica. Lo stesso ex ministro dell'economia Visco si stupisce: ho capito la distribuzione delle auto, ma a quello gli devi dare una Porsche e Minenna. Enzo, perché ognuno si sceglie dal sistema l'auto che vuole. Questo è Vincenzo Visco. Vincenzo Visco diceva che le auto è normale distribuirle, ma perché dargli a quello lì una Porsche? Quindi anche su questo ho la sensazione che anche sul discorso delle auto distribuite verrà fuori qualcosa di diverso rispetto a questo che sembra uno scandalo. Ho la vaga idea che questa roba si ridimensionerà di brutto, però mi sbaglierò. Lo yacht, le divise, la palestra in ufficio, il potente Minenna che surfava tra i 5 Stelle e la destra. Legato ai grillini tentò la scalata Consob, esordio da assessore con Virginia Raggi a Roma, spese folli all'Agenzia delle Dogane. Mi manda Giorgetti, gli affari sporchi di Pini all'ombra del Carroccio e l'altro articolo di Repubblica dedicato invece più all'ex deputato leghista. Noi vecchi leghisti, perché poi lui era quello della vecchia Lega, no? Bossi, Bossi, Bossi contro Salvini, eccetera, eccetera, teniamo alle persone serie come te. Noi vecchi leghisti teniamo alle persone serie come te. È il virgolettato, le parole di Pini. Nel leggere gli atti dell'indagine e le intercettazioni allegate, Gianluca Pini, ex deputato, eccetera, eccetera, prima che entrasse in rotta fortissima, ricorda Repubblica, contro Salvini, e tanto da portarlo in tribunale per la gestione del partito. Ebbene, nel leggere gli atti dell'indagine, Pini, ex deputato, eccetera, stupisce non tanto la disinvoltura negli affari e nelle richieste, alla fine comune con un certo tipo di indagini, quanto la disinvoltura con la quale metteva un partito, le istituzioni, a disposizione dei suoi business personali. Diciamo un po' poco vecchia Lega, forse, quelli che reclamavano la purezza degli ideali della Lega antica? Diciamo di sì, tutto sommato. Di come confondesse le parole sono del GIP, la funzione pubblica e il profitto privato. Pini non è considerato un faccendiere, un banale intermediario, ma scrivono gli inquirenti, un soggetto che esercitava una funzione pubblica in cambio di utilità all'interno del partito Lega Salvini Premier, col quale però era in rotta completa. Assicurava vantaggi grazie al suo rapporto personale con pubblici ufficiali. Pini ha un patto corruttivo col direttore delle dogane Minenna, una promessa di copertura politica in cambio dei favori alle sue società, dal che, se fossero così le cose, il Minenna non sarebbe molto acuto, cioè per accreditarmi con Salvini io vado a corrompere o comunque a entrare in un pactum sceleris, come dicono gli inquirenti, con uno con cui Salvini è in rotta, tanto da essere finito in tribunale per la gestione del partito. Non è una mossa molto intelligente accreditarsi con Salvini tramite il rapporto con uno che è in lite in tribunale con Salvini. Mi sembra geniale come discorso. L'ex deputato leghista, e qui invece c'è più del vero, vantava soprattutto la sua vicinanza con l'attuale ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di cui in passato è stato anche socio, ma con il quale da qualche tempo, giurano nell'entourage di Giorgetti, non ha nulla a che fare. Giorgetti non è coinvolto nell'inchiesta. Mi hanno detto però che Pini era il suo braccio destro, racconta ai magistrati uno degli assistenti di Minenna. Pini effettivamente si muoveva come tale. Per dire, a luglio del 2020 Minenna tempesta di telefonate Pini perché Giorgetti partecipasse alla presentazione del Libro Blu, un lavoro dell'Agenzia delle Dogane. Con la tua autorevole garanzia, dice a Pini. Gli parlo io, lo rassicura Pini. Giorgetti però dà buca, ma poi rimedia partecipando qualche mese dopo a un altro incontro. Pini si fa perdonare in altra maniera. Un deputato della Lega ha fatto infatti alcune dichiarazioni contro Minenna e Minenna si aspettava una copertura del partito che invece non arriva. Gianlu, gli diceva Minenna, io sono in squadra con voi. Matteo Salvini lo sa, Giancarlo Giorgetti pure. Pini fa qualche telefonata, non riceve grandi sponde, si muove direttamente con Giorgetti. Il 9 aprile chiama l'allora ministro allo sviluppo economico Giorgetti e gli scrive Pini: Minenna è incazzatissimo, chiamalo e dirgli guarda è un deficiente, scusami, ti chiedo scusa io, cioè è un deficiente il deputato leghista che ha attaccato Minenna, questo suggerisce Pini di dire a Giorgetti.
E infatti, annota il GIP, il ministro contattava Minenna alle 17:25 del 10 aprile, una telefonata di 231 secondi, dopodiché Minenna è contento. Mi ha fatto molto piacere, dice Appini, ricordando come già qualche mese prima, sempre grazie all'intercessione del Pini, aveva sentito Giorgetti. Noi leghisti teniamo a persone serie come te. Pini mette a disposizione dei suoi affari la Lega. Minenna vuole parlare con Zaia e lui lo cerca. Poiché non ci riesce, sente un consigliere regionale, poi l'assessore Roberto Marcato. Questo qui, gli dice, è uno che anche se vicino ai 5 Stelle è un filone romano che sopravvive a qualsiasi cosa. Alle dogane l'ha instradato Giancarlo Giorgetti. Minenna cerca una sponda in Piemonte e Pini cerca Riccardo Molinari, l'attuale capogruppo. Ci sono brutti articoli sulle dogane, ora sento i direttori, promette il Pini. La buona stampa non era però solo questione di narcisismo, serviva ad altro. Minenna voleva la riconferma all'Agenzia delle Dogane e mirava alla poltrona di presidente Consob, da cui proveniva peraltro la Consob. Si muoveva con tutto il governo grazie, dice il GIP, al sistema delle auto sequestrate. Una era stata messa a disposizione dell'allora ministro Garavaglia. Ma Pini resta al suo core business. Dopo il cambio di governo febbraio 21 poteva non essere riconfermato per effetto dello spoil system il Minenna, scrive il GIP, e sapeva che solo attraverso il sostegno del ministro Giorgetti e della Lega poteva ottenere la riconferma. Facciamo un punto con Giancarlo in prospettiva? Chiedeva Pini già a febbraio. Sono certo del suo supporto dopo le tue parole, gli dice, e ancora più avanti. Io speravo di essere aiutato dalla Lega, dice prima di incontrare il Pini a Roma. Il lavoro va a buon fine. Il 16 aprile del 21 Minenna incontra Giorgetti. Parlano probabilmente della nomina, ma anche di un decreto sui prodotti metallici che interessava a Giorgetti e per il quale Minenna si prodiga, come la polizia ricostruisce sulla base di mail. Il 21 maggio Minenna veniva riconfermato. Le persone vicine a Giorgetti fanno notare che la nomina non dipendeva dal suo ministero, anzi, quando è toccato a lui, arrivato al Ministero dell'Economia, Minenna è stato mandato a casa. Ma allora la nomina era tutt'altro che scontata, scrive il GIP, a causa degli attriti in corsi in precedenza fra il direttore e altri uomini delle istituzioni. Poteva quindi ritenersi frutto dell'opera svolta da Pini, che si era prodigato col ministro Giorgetti, così su Repubblica. Altre 2 paginate Repubblica le dedica all'inchiesta sulle aziende della Santanchè. L'opposizione chiede le dimissioni della ministra Santanchè dopo il servizio fatto da Report su Rai 3. I punti dell'indagine quali sono? La Procura di Milano ha aperto un'indagine sulla gestione di una delle società della Santanchè Visibilia, ipotizzando il reato di falso in bilancio, e ha consegnato alcune relazioni in un secondo procedimento civile, in questo caso in corso. Sia l'indagine della Procura di Milano sia il procedimento civile nascono da esposti di piccoli azionisti della società Visibilia, quotata in borsa, che contestano la gestione e alcune operazioni finanziarie. Report ha messo nel mirino la gestione di una seconda azienda della Santanchè, la KI Group, con dipendenti licenziati che ancora attendono il pagamento della liquidazione del TFR e fornitori mai pagati e che hanno chiuso. Durante la gestione della KI Group, Santanchè e l'ex compagno Mazzaro, come amministratori, hanno ricevuto compensi per 9 milioni di euro mentre crollava il valore della società. Compensi d'oro per i CDA con le società sull'astrico. La procura indaga sui crack. Visibilia è nel mirino dei pubblici ministeri di Milano. Sotto la lente operazioni sospette che riguardano le aziende della ministra, fornitori e dipendenti non pagati. E in retroscena ci racconta Repubblica, Meloni avrebbe detto alla ministra Santanchè: ma sei sicura che sia tutto falso? Per ora Meloni difende Santanchè, ma la fiducia è a tempo. La Premier sente la ministra e studia un piano B. In caso di nuove rivelazioni, la richiesta di dimissioni di Santanchè non sarebbe più un tabù, scrive Repubblica. Vogliamo vedere cosa ha detto Draghi a Parigi, parlando a Amundi, cioè parlando da Amundi, presso Amundi, che è il colosso del risparmio francese, al World Investment Forum. Ebbene, il ritorno di Mario Draghi, che esorta i politici europei a lavorare per la nuova Europa con urgenza, con un metodo condiviso. Non parla del fondo salva stati MES, schiva le polemiche,
ma parla di Europa, inflazione, guerra, equilibri, con l'ottica che ne ha fatto il più grande banchiere centrale dei nostri tempi. Con queste parole è stato presentato Mario Draghi a Parigi. Non ho consigli da dare ai vertici della BCE, ma è molto sensato che si combatta l'inflazione come fatto finora, cioè va bene alzare i tassi di interesse, tanto chi se ne frega del popolo bue. Un'esortazione la voglio rivolgere ai politici europei. Costruite la nuova Europa, è il momento. Non c'è consapevolezza adeguata di questa urgenza in diversi paesi, come in Italia e in Francia. Molta gente pensa che vada bene fare qualcosa qui e là, ma c'è un fattore: l'Europa nella sua storia non ha mai avuto così tante questioni sovranazionali davanti. Transizione energetica, bisogno della difesa unica e forte, flussi migratori e ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Tutte sfide che i paesi non possono affrontare da soli. Ci vuole insomma il famoso più Europa. Per Draghi o siamo capaci di ridefinirlo politicamente o dovremo abbandonare ogni sogno di Unione Europea. E la guerra all'Ucraina è uno dei passi che consentono la nascita di questa nuova e più forte Unione Europea, dice Mario Draghi a Parigi. Con ciò lasciamo l'articolo di Repubblica dedicato a Mario Draghi. C'è un papiro di roba a pagina 13 di Repubblica, scritto dall'ex ministra, l'illustre professoressa Marta Cartabia, amica di tutti, a partire da Giorgio Napolitano. L'indipendenza della Corte Costituzionale è la base fondante della nostra democrazia. Il concetto è sviluppato in una paginata intera, un lenzuolone scritto dalla professoressa Cartabia, già ministra di giustizia con Draghi, appena citato. Mentre le sirene assordano il cielo di Kiev e i bombardamenti proseguono la loro cieca opera di devastazione, il Parlamento ucraino lavora per il futuro del paese, scrive la professoressa Cartabia, ex ministro di giustizia. All'orizzonte si profila la prospettiva dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Insomma, abbiamo capito che i confratelli che contano, Draghi, Cartabia, compagnia bella, eccetera, sono tutti d'accordo sul fatto che l'Unione Europea debba accogliere l'Ucraina o che l'Ucraina debba entrare nell'Unione Europea. È il nuovo mantra, il mantra del prossimo futuro, un mantra pieno di prospettive di guerra, molto interessante. Tra le riforme in discussione, grande attenzione è stata posta sulla riforma della Corte Costituzionale ucraina, eccetera, eccetera. Questo è il pretesto, diciamo così, mentre c'è su Repubblica un'intervista all'insegnante Maria Cristina Finatti, che fu colpita alla testa dai famosi pallini con la pistola nella scuola di Rovigo. La rabbia della professoressa: lo studente che mi sparò è stato promosso con il 9 in condotta. Sono indignata da questa scuola. Scriverò al ministro Valditara. Il ministro mi spieghi, e lo vuol sapere anche lui, tra l'altro, in base a quali criteri è stato dato quel voto. Nessuno si è scusato, mi sento emarginata, racconta la professoressa Maria Cristina Finatti. 9 in condotta per chi le ha sparato addosso. La goccia ha fatto traboccare il vaso. Ieri la professoressa Finati ha saputo della promozione dello studente che le ha sparato pallini di plastica con una pistola ad aria compressa in classe. I legali che la seguono hanno fatto richiesta di accesso agli atti per capire quali criteri la scuola abbia utilizzato per dare 9 in condotta al 14enne, che tra l'altro non è mai stato sospeso. La scuola deve essere scuola di vita e insegnare rispetto ed educazione, ha detto la professoressa Finatti, insegnante di scienze all'Istituto Tecnico Viola Marchesini di Rovigo. Classe 61, la professoressa. Nessuno in questi mesi, racconta la professoressa Finatti, mi ha mai chiesto scusa. Ho dedicato la vita alla scuola, mi sento sempre più emarginata. Da quanto tempo insegna? Da una vita. Ho 2 lauree, scienze geologiche, territorio e ambiente, poi ho fatto il dottorato, un post-doc, poi ho iniziato a insegnare alle superiori. Non mi era mai capitato un episodio del genere. Cos'è successo lo scorso 11 ottobre? Era appena iniziata la scuola e non conoscevo ancora bene gli alunni di quella prima. Ho visto subito una disposizione diversa dei banchi, me la sono segnata. Oggi dimostra che erano tutti complici. Quel giorno sono stata raggiunta per 2 volte da palline di plastica sparate da una pistola ad aria compressa. Con la seconda ho rischiato di perdere un occhio. Per fortuna avevo la mascherina. Ho pianto perché non capivo cosa stesse succedendo. Quando mi sono ripresa ho capito che stavano girando un video poi diffuso. Prima il vicepresidente mi ha messo ghiaccio in testa, poi sono andata a casa in bicicletta. Mi ha preso un senso di abbandono
che non mi ha più lasciato. Da quel giorno, racconta l'insegnante, ho sempre sentito disagio ad andare a scuola. Io che ai ragazzi ho dedicato una vita. Come mai l'8 gennaio ha poi denunciato la classe? Ho aspettato fino all'ultimo giorno prima di farlo. Speravo che si prendessero provvedimenti, che da questo episodio potesse scaturire un confronto tra docenti, studenti e genitori. Nulla. Le uniche scuse arrivate sono state tramite la preside, a condizione che ritirassi la denuncia. Alla fine non volevo più sentirmi umiliata, ho presentato esposto denuncia e querela nei confronti di tutta la classe presso la Procura della Repubblica, Tribunale dei Minori, Venezia, per lesioni dolose, reiteramento del reato, interruzione di servizio di pubblica utilità, oltraggio a pubblico ufficiale. Ho continuato a insegnare ma ho cambiato sezione. Mi sento comunque emarginata, racconta la professoressa Finatti, e non vorrei finire come alcuni docenti che per incomprensione si ritirano prima dall'insegnamento. Amo la scuola, credo nei valori dell'insegnamento. La scuola è scuola per la vita, dovrebbe valorizzare docenti e alunni e trasmettere la cultura. Non si può generalizzare quanto agli studenti, ma ho la sensazione che della cultura interessi poco. C'è un atteggiamento dilagante di faciloneria, volersi far vedere utilizzando anche tra loro lo scherno, ma c'è un confine. Quando lo scherno diventa bullismo si fa del male, bisogna capire la differenza. Dal ministro Valditara vorrei sapere quali sono stati i criteri utilizzati per dare un 9 in condotta e perché questo episodio è stato svalutato. Posso capire che si facciano delle bravate, ma quello che mi ha delusa e indignata è che nessuno mi ha mai chiesto scusa. Se ci fossero stati un'ammissione di colpa, un sincero pentimento, un gesto umano di empatia, sarebbe stato diverso. È l'indifferenza che ti distrugge, dice la professoressa Finatti, che fu colpita appunto in classe da pallini sparati da pistola d'aria compressa. Mentre un'altra intervista su Repubblica riporta un altro dei temi di questi giorni. A parlare è uno dei 3 fondatori di We Are Social, l'agenzia di comunicazione milanese che è finita nel mirino dopo che sono emersi i contenuti fortemente sessisti di una chat tra i dipendenti, chiamata la chat degli 80. Davano voti all'aspetto fisico delle colleghe, facevano le classifiche, foto in costume, commenti sessuali irripetibili. Una chat di 6 anni fa, ma dai contenuti emersi soltanto ora, oltre alle denunce di ex dipendenti scappati perché maltrattati, in burnout, spinti a parlare dal fiume di testimonianze su molestie e violenze che sta travolgendo il mondo della pubblicità. 6 anni fa questa chat. Chiedo scusa per quelle chat sessiste, dice uno dei fondatori della società nella bufera, We Are Social, ovvero Gabriele Cucinella. Chiedo scusa, ma non siamo un'agenzia di maniaci. Nessuno di noi soci faceva parte di quel gruppo o ne conosceva l'esistenza. Fu un errore non indagare quando se ne parlò, lo faremo ora. Gli elementi che stanno emergendo fanno molto male, ma non mi riconosco nell'ambiente maschilista e prevaricante che viene fuori da questa storia, che viene descritto. Non sapevate nulla della chat, come le scopriste? Una dipendente ce ne parlò nel 17 in modo generico, altre colleghe le avevano detto di commenti sessisti molto espliciti, ma la chat era stata chiusa. Noi non ne facevamo parte, non sappiamo chi ne facesse parte, all'epoca non avevamo 80 dipendenti uomini, ma la sostanza non cambia. Questo è il buferone, diciamo così, lanciato in questi giorni. Mentre c'è una lunghissima intervista, siamo sulla Stampa di Torino, abbiamo citata prima, pagina 4, Massimiliano Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia. Ratificare il MES non vuol dire usarlo. Sul PNRR l'Unione Europea sia flessibile con i tempi. Scegliamo 10 progetti seri da rinegoziare, Bruxelles sarà ragionevole. Troppe opere non saranno completate entro il 2026. Se il ponte sullo stretto serve all'Italia, sono favorevole. La Venezia-Trieste non si può finanziare col PNRR perché ha tempi lunghi. Sono europeista nell'appoggio all'Ucraina, ma non capisco le norme sul cibo. Spero nelle riforme saranno un metro per giudicare l'azione di questo governo. Così sulla Stampa. Ci fermiamo un attimo solo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna a Giulio Cainarca. Benissimo, allora concludiamo la rassegna stampa. A sto punto vi segnalo sulla Stampa di Torino un articolo dedicato a Omar Favaro, che fu uno dei due protagonisti della vicenda della terribile vicenda della strage di Novi Ligure, ve lo ricorderete, Erika e Omar. Ebbene, il giudice della causa promossa dall'ex moglie di Omar dice: l'uomo, questo massacro, protagonista del massacro di Novi Ligure, non riesce a convivere con ciò che è stato, vive in modo isolato, non ha una vita sociale. I maltrattamenti alla moglie oggi non è pericoloso, con la figlia si dimostra un padre adeguato. Un ordinamento liberale, democratico e maturo deve saper andare oltre. In un audio le pressioni della madre sulla figlia per parlar male del padre, c'è anche questo aspetto, la madre che istiga la figlia a parlar male di Omar Favaro. Il giudice del riesame ha stabilito, emerge un aspetto molto interessante, una pena naturale che insiste nel tempo al di là di quella giuridica già espiata. Mosso da gelosia, ha faticato ad accettare la fine della relazione coniugale e la nuova vita della donna. Il passato di Omar lo schiaccia ancora, che fosse impresa ardua scrollarsi di dosso la mattanza di Novi Ligure era più che probabile, anche per gli specialisti che ne hanno tratteggiato il profilo psicologico. Per lui è una pena naturale, scrive adesso il giudice del riesame di Torino, che nei giorni scorsi ha rigettato la richiesta della procura di Ivrea del divieto di avvicinamento alla ex moglie e lo ha indagato per maltrattamenti anche verso la figlia e violenze sessuali. Ma un conto sono i fatti di oggi, un altro le immagini di quella strage. Il fatto omicidiario è gravissimo, scrive il giudice, commesso da un soggetto all'epoca minorenne nell'ambito di una coppia in cui lui era la parte debole, dipendente. I presenti fatti di reato riguardano invece un Favaro adulto e maturo e si inseriscono in un contesto completamente diverso. Insomma, è molto facile buttare là i titoli. Anche in questo caso ci sono stati titoli contro Omar Favaro molto facili, molto semplici. La situazione non è così cristallina e anche così facilmente giudicabile. Sulla Stampa segnalo anche, cambiando completamente argomento, pagina 25, un pezzo del famoso economista, premio Nobel, commentatore di cose economiche sui principali quotidiani statunitensi, progressista Paul Krugman, sotto assedio. L'argomento è la fine del mondo, niente meno, che arriva con tante piccole catastrofi, scrive Krugman. Nessuno può sentirsi al sicuro. La buona notizia è che la transizione energetica sta dando i primi risultati e si occupa dell'innalzamento delle temperature, il professor Krugman, della riduzione delle emissioni di gas serra, della questione climatica, la fine del mondo, non un'esplosione, ma una successione di catastrofi minori che si aggrava e che si espande. Per quanto concerne invece la storia dei testimoni pagati e delle chat nascoste, di questa questione si occupa in esclusiva Giacomo Amadori sostanzialmente sulla Verità di oggi. 2 procuratori a Milano sono sotto indagine a Brescia e ieri in aula a Brescia i legali di parte civile, Eni eccetera, hanno depositato nuove carte, secondo le quali i 2 magistrati avrebbero nascosto alle difese determinati documenti. Sarebbero state a loro disposizione questi documenti già a partire dal febbraio 2020, cioè almeno un anno prima rispetto alle sentenze poi di assoluzione. La storia ruota intorno a un certo Victor Nuafor, responsabile security del palazzo presidenziale nigeriano, presunto super testimone, indagato da Vincenzo Armanna, uno degli affaristi vicini all'Eni, ma che fecero il danno dell'Eni in questa vicenda, indicato da Armanna della mai dimostrata tangente da $1 miliardo che sarebbe stata pagata a pubblici ufficiali nigeriani e una cui piccola parte, 50 milioni, a detta sempre di Armanna e dei PM, sarebbe stata restituita come cavallo di ritorno ai manager dell'Eni. Quando questo Victor Nuafor fu sentito nel processo a Milano come teste in teleconferenza, inizio 2019, negò di conoscere addirittura Armanna. E allora il faccendiere Armanna tirò fuori dal cilindro un secondo Victor
che però aveva un altro nome, Isaac Eke, che nel capoluogo milanese il 29 gennaio del 20 però deluse ancora una volta le aspettative, ammettendo solo di aver conosciuto di sfuggita Armanna nel 2014 e di non sapere che fosse un manager dell'Agip in Nigeria. Peraltro, un sedicente Isaac Eke, 19 novembre 19, aveva inviato alla procura e alla difesa di Armanna una dichiarazione dettagliata che diceva tutt'altro, cioè un incredibile, imbarazzante gioco delle tre carte per evitare di dover dire abbiamo sbagliato, per evitare di mettere oltretutto a disposizione della difesa, in quel caso dell'ENI, determinati documenti che coprivano il tarocco, che scoprivano anzi il tarocco incredibile. Il 19 novembre del 19, un sedicente Isaac che invia alla procura e alla difesa di Armanna una dichiarazione dettagliata che dice tutto l'opposto. 2 mesi dopo che spiega confusamente ai giudici che quella lettera gli era stata dettata da un ufficiale di marina in pensione, comune amico suo e dell'avvocato Armanna. Dopo l'imbarazzante testimonianza scattano le perquisizioni notturne nella stanza d'albergo di questo Eke, gli investigatori sequestrano i cellulari sospettando che l'uomo fosse stato convinto da qualcuno a far marcia indietro. I principali indiziati erano i dirigenti Eni, ma dalla copia del contenuto dei telefonini inviata dalla Guardia di Finanza dopo il sequestro in procura 3 febbraio 2020 affiora un'altra verità. Risulta che il test, spedito il 19 novembre, era stato ricevuto da Eke 9 giorni prima, tramite WhatsApp, da un interlocutore memorizzato come CSP, unitamente all'indicazione degli indirizzi mail dei destinatari, cioè quelli dei difensori di Armanna e dei pubblici ministeri. Insomma, per farla corta, testimoni pagati, chat nascoste, queste sono le nuove accuse ai pubblici ministeri del processo Eni. Molto pesante la storia. De Pasquale Spadaro, i pubblici ministeri tacquero sui messaggi compromettenti trovati nel cellulare del nigeriano che accusava i capi azienda dell'Eni. Hanno nascosto, insomma, il tarocco. Per quanto concerne invece la vicenda di Minenna, si lamentava anche del giornale di Belpietro, questo lo racconta sempre La Verità. Marcello Minenna non amava le critiche della stampa, in particolare quelle del nostro giornale, scrive La Verità. Un fatto noto che trova conferma in una serie di messaggi riportati nell'ordinanza di custodia cautelare che ieri l'ho spedito agli arresti domiciliari. Era il 16 maggio 2020 quando Minenna cercava l'ex deputato leghista Pini per lamentarsi di un articolo pubblicato sulla Verità. L'ex parlamentare Pini era stato contattato da Minenna che inviava un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità intitolato Conte ci allenta il guinzaglio, ma dovremo girare con il metro. Nel nostro articolo, ricorda il GIP, essenzialmente così veniva scritto. Un esempio di come l'apparato pubblico stia contribuendo a non far capire più niente lo fornisce l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, la quale ha addirittura pubblicato una guida per lo sdoganamento delle mascherine. Un manuale talmente complicato e rigoroso che sta contribuendo a bloccare alle frontiere le importazioni di mascherine. Secondo Minenna, l'articolo della Verità era un indebito attacco alla sua funzione. Ma invece di attivare l'ufficio stampa dell'Agenzia delle Dogane per una replica, Minenna chiede a Pini di intervenire. Ciao Gianluca, ma perché Belpietro ci attacca così? C'è un modo per parlargli, conviene fare una lettera di precisazione, ottenendo totale disponibilità del Pini ad assecondare tale richiesta. Leggo e ti dico, lo conosco ma non mi è mai stato simpatico Belpietro. Pini poi rassicura Minenna sostenendo di essere intervenuto tramite un amico comune che aveva spiegato le sue ragioni. Senza successo, a quanto pare, visto che il 5 marzo del 21 seguiva l'invio da parte del direttore di un altro articolo di stampa che dava pubblicità negativa all'opera delle dogane, comparendo sulla Verità un articolo intitolato Distrutte 100.000 mascherine, scoppia il bubbone delle dogane. Minenna commenta, pure questo. Poi il giorno dopo invia un altro articolo del quotidiano La Verità intitolato Da dogane e protezione civile, ok alle mascherine fuori legge. Chi doveva fermarle sapeva, ma ha chiuso un occhio. Seguono una serie di messaggi. Tutto questo rumore può far danni e poi speravo di essere aiutato dalla Lega per la riconferma. Mi aiuti a capire? Chiede Minenna all'ex parlamentare.
Secondo il GIP, con quei messaggi Minenna faceva comprendere il motivo per cui ambiva ad accreditarsi con la Lega. Nel corso del 21 Minenna ha contattato più volte tramite messaggio il direttore Belpietro, ma in nessuna delle occasioni ha ottenuto risposta dal nostro direttore, scrive La Verità. Sulla Verità c'è anche la questione dell'Esselunga, se ne occupa Alessandro Darold. Vediamo come la mette La Verità rispetto agli altri quotidiani. Facchini sfruttati per 13 ore al giorno, sottopagati, a cui se fosse andato bene sarebbero stati versati gli straordinari con buoni pasto. Niente 13ª e 14ª, figuriamoci il TFR. Chi ha un figlio veniva messo direttamente in ferie. La condotta di Esselunga, di carattere fraudolento, dura da numerosi anni e ha portato al sistematico sfruttamento dei lavoratori a ingentissimi danni all'erario. Queste le parole durissime usate dal PM Paolo Storari per il sequestro preventivo di 47.765.000 euro nei confronti di Esselunga. In 50 pagine si scopre che Esselunga non avrebbe assunto direttamente il personale, ma si sarebbe avvalsa in questi anni di società intermediarie che a loro volta si sarebbero rivolte ad altre cooperative e qui, secondo Libero, entrava in campo la CGL, cooperative gestite da CGL. In altri casi invece l'azienda, per trovare dipendenti, si sarebbe rivolta direttamente alle cooperative, serbatoi di manodopera che avrebbero omesso di versare l'IVA e, nella maggior parte dei casi, anche i contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori. La famiglia Caprotti, storica proprietaria di Esselunga, si difende in una nota e fa sapere di essersi immediatamente attivata per offrire collaborazione alle autorità giudiziarie, di aver sempre operato nella legalità. Nei prossimi giorni, scrive La Verità, il giudice per le indagini preliminari di Milano, Domenico Santoro, dovrà esprimersi sulla convalida del sequestro di questi 48 milioni. Ieri la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni tra Milano, Novara e Bergamo. Fresca di sbarco a Genova, fin dal 2016 Esselunga, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto presunte fatture per operazioni inesistenti, stipulando finti contratti d'appalto per somministrare manodopera in violazione della normativa di settore, il che ha portato alle emissioni e conseguente utilizzo di fatture inesistenti per un ammontare complessivo di oltre 221 milioni di euro, più IVA superiore a 47 milioni. In sostanza, il vantaggio della frode sarebbe consistito sia nell'IVA non versata, sia nei mancati contributi dovuti ai lavoratori. Secondo la Procura di Milano, il PM Storari, che ha ricostruito la filiera della manodopera, sarebbe emerso che i rapporti di lavoro con la società committente, cioè Esselunga, sarebbero stati in taluni casi schermati da società filtro, che a loro volta si sono avvalse di società serbatoio, cooperative, mentre in altri casi sono stati intrattenuti direttamente con queste ultime che hanno omesso sistematicamente il versamento IVA e nella maggior parte dei casi degli oneri previdenziali e assistenziali. Al momento sono indagati l'attuale direttore finanziario e l'ex Albino Rocca, Stefano Ciolli. Esselunga indagata per responsabilità amministrativa, accertamenti in corso. Va precisato, sottolinea Alessandro Darold, che il fenomeno dell'appalto di manodopera attraverso false cooperative è un metodo che dura da quasi un secolo. Nel 1955 la commissione di inchiesta sulla condizione dei lavoratori rilevava che attraverso questo tipo di appalti, mascherati con fittizie cooperative, si esplica un sistema di abusiva mediazione di manodopera che è un vero e proprio mercato di uomini assunti senza continuità di lavoro a condizioni di fame, approfittando delle condizioni di disoccupazione in cui versano. In pratica, sostengono oggi gli inquirenti, Esselunga reclutava manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Stiamo parlando di manodopera senza particolare specializzazione, quindi senza possibilità di trovare occupazioni alternative, sottopagata anche a fronte di 13 ore di lavoro al giorno. Gli straordinari, 13ª, 14ª, non esistevano, oppure pagati in buoni pasto. Giorni di ferie e malattie non retribuiti, per non parlare di chi aveva un bambino, in quel caso messo in ferie. Ma lo sfruttamento non finiva qui. Le indagini hanno scoperto casi di minaccia nei confronti di dipendenti che venivano spostati in reparti dove il lavoro era più pesante o venivano licenziati. Anche i passaggi tra le cooperative non comportavano neanche il trattamento di fine rapporto, cioè la liquidazione. Consorzi e cooperative coinvolte sono diverse, da The Workers a Job System, Consorzio Lavoro Più
InJob, forniscono dipendenti impegnati in logistica, facchinaggio, movimentazione merci. Anche La Verità non fa cenno dei sindacati. I sindacati dove sono in tutta questa partita? Libero parla chiaramente di CGIL, mentre sempre rimanendo alle vicende giudiziarie vi segnalo anche sul quotidiano Libero, in questo caso appunto, un'intervista di Paolo Ferrari all'ex sindaco PD di Lodi, Simone Uggetti. Da ex manettaro dico basta potere ai pubblici ministeri. È stato assolto dopo 7 anni. Simone Uggetti fu eletto sindaco di Lodi nel 2013 col centrosinistra. Dopo un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti per inchiesta su un bando di gara relativo alla gestione di 2 piscine scoperte, viene sospeso dalle funzioni di sindaco nel 2016. Il 20 giugno scorso la Corte d'Appello di Milano, processo di secondo grado bis, lo assolve perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Uggetti era stato arrestato, aveva fatto 10 giorni a San Vittore, 25 ai domiciliari. Che sbaglio, dice oggi a Libero l'ex sindaco PD di Lodi, che sbaglio pensare di cambiare il sistema per via giudiziaria. Ora sono i sindaci del PD a chiedere le riforme. Mentre vi segnalo su Libero un'intervista al vicepresidente del Senato, il leghista Gianmarco Centinaio, che ha concluso una missione da poco a Taipei, Taiwan, incontrando le più alte cariche di governo. A Taiwan c'è tanta voglia di Occidente, dice Centinaio. Abbattiamo le barriere. Abbiamo parlato della possibilità di abbattere le barriere che esistono nei confronti di alcuni prodotti italiani e ridurre i dazi sul nostro vino, dice Centinaio a Libero. Mentre su 7, intanto abbiamo 10 minuti, se volete potete intervenire su quel che vi pare e piace, a questo punto abbiamo 10 minuti a disposizione, 02 92 94 7222, tema libero, liberissimo, tra le miriadi di cose che abbiamo blaterato oggi. Su 7, settimanale del venerdì del Corriere della Sera, c'è una chiacchieratona di Claudio Bozza con Matteo Renzi a casa sua. Il nuovo Renzi globale e intimo. Sono pacificato. All'estero non pensano che sono un bischero. Viaggia dalla Thailandia all'Arabia, ha una rete di relazioni internazionali sempre più stretta, fa conferenze pagate fino a 50.000 euro a botta. Così Renzi si è reinventato, scrive il Corriere della Sera, l'esistenza, ma l'approdo è sempre Firenze, qui, nella dimora dei miei sogni, dove tutto è cominciato. Ho perso il potere da tempo, ora io e Agnese possiamo fare tante cose, dice Matteo Renzi in questa interessantissima chiacchierata con il 7 del Corriere della Sera. Berlusconi era un unicum, inutile parlare di successione. Meloni la sento se ha bisogno di consigli su questioni estere. Ho perso 6 kg grazie al digiuno intermittente. Dormo meglio, corro quasi tutti i giorni. Ho fatto la maratona sotto le 4 ore, dice Matteo Renzi. Poi vi segnalo una chicca dall'archivio delle firme storiche del Corriere della Sera. Rispunta un grandissimo Guglielmo Zucconi, nacque a Bologna nel 19, morì a Milano nell'88, nel 98 a 78 anni, crebbe a Modena dove tra il 47 e il 48 diresse la Gazzetta di quella città. Poi fu tra i fondatori del quotidiano DC Il Popolo. Negli anni 50 divenne autore Rai, appena nata la Rai. Sul Corriere della Sera scrisse con pause tra il 54 e il 79, dal 76 al 79 fu eletto in Parlamento con la Democrazia Cristiana. Fu direttore del Giorno dall'80 all'84, tornò in TV tra Rai e Fininvest. È stato un grandissimo, ha insegnato anche alla Cattolica, lo ebbi a suo tempo come insegnante di teoria e tecnica della comunicazione. Era un personaggio simpaticissimo, tra l'altro. Oggi il Corriere, anzi 7 del Corriere della Sera, recupera una sua intervista, niente poco di meno che a Puskás, il grande calciatore ungherese, il famoso calciatore ungherese, con il quale Vittorio Zucconi è il figlio, per carità, Guglielmo Zucconi parlò. Due Sono ascoltatori. Puskás, non sono morto, intervista al campione risorto dopo la rivolta ungherese. 2 ascoltatori, li passiamo subito, li sentiamo, siamo in fase molto free in questi giorni, per cui al volo, manca moltissimo, alle 10:30, eccoci qua, pronto? Sì, buongiorno direttore, sono Luca Lacolico.
Salve Luca. Riguardo al MES mi ha fatto sobbalzare la dichiarazione di Federica che dice che tutto sommato si potrebbe anche accettare. Io dico solo una cosa da leghista di lunga data: se la Lega lascia che venga accettato il MES, io faccio a pezzi la mia tessera di militante e la mando per raccomandata a Giorgetti, perché non è possibile che nel nostro partito non ci sia un segretario che controlla e che dica qualcosa e che esprime una linea politica, per cui ognuno, cioè liberi tutti, ognuno dice la prima cazzata che gli viene in mente, scusi il francesismo, direttore, come quella che ha detto Federica. Il MES non va approvato, non va votato, soprattutto dalla Lega. Grazie. Bene, grazie a te Luca. Intanto un attimo soltanto, perché mi sto leggendo le comunicazioni di servizio. Abbiamo bisogno di 5 minuti per il qui Parlamento, però se Federico è così veloce e abile possiamo chiudere. Chiedo scusa perché stamattina è un po' così, ti ho dato per le lunghe con la rassegna stampa, pensavo di aprire le linee prima, ma magari lo facciamo settimana prossima, tanto abbiamo un sacco di tempo da qui in avanti, ma tanto tempo. Poco tempo per tirare delle somme, ne abbiamo tantissimo per altre cose. C'è un'altra telefonata e poi chiudiamo, perché secondo me più che il MES bisognerebbe recuperare il punte MES, per cui mitico lo spot, appuntamento yes, appuntamento con punte MES. Se lo troviamo chiudiamo lì e poi vediamo. Tra pochissimo chiudiamo qua. Un minuto, una telefonata e chiudiamo. E il punte MES, naturalmente. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, sono Gianpaolo Bernasconi da Oggetti Comasco. Prego. Sì, grazie, buongiorno. Senta, voglio dire una cosa sul discorso della stampa locale qua in provincia di Como. Il Financial Times di Londra arriva sempre in anticipo sulle notizie, ad esempio sulla mafia dei Nebrodi è arrivato in anticipo di 2 mesi, adesso sta parlando degli scandali sessuali alla Ode Asset Management di Londra, fa un'ottima informazione. Poi abbiamo la provincia di Como che sulla zona di Oggetti Comasco fa un'informazione pessima, cioè ad esempio fa una cattiva informazione relativamente a figure locali, fa passare dei bar come gestiti bene quando invece falliscono perché è gente che non è capace di gestirli, o fa passare delle aziende come gestite bene quando invece sono in mano alla criminalità. Quindi la provincia di Como sulla zona Oggetti Comasco, al di là che ignora il mio blog, fa una pessima comunicazione, fa un pessimo giornalismo. Grazie, buongiorno. Bene, io la ringrazio per il suo parere, ognuno c'ha il suo e quindi chiudiamo col punte MES. A quest'ora forse non è proprio il massimo, bisognerà aspettare l'ora dell'aperitivo, però punte MES. Punte MES, quel punto di Amaro.